Sono le 4 salme della famiglia Romeno Brezianus, terminate nella strage del bus, le prime delle complessive 20 a lasciare nel pomeriggio l'obitorio di Mestre per il rimpatrio a casa, ad occuparsi delle formalità burocratiche e ad accompagnare nelle oltre 10 ore di viaggio via strada in Romania, dentro questo furgone scuro, i feretri dei coniugi Mircea e Micaela, 45 e 42 anni, e delle figlie Aurora di 8 anni e Giorgina di 13, il console romeno Lotreanu. E questa tragedia mi ha toccata personalmente perché sono due bambini. E, primo momento è quando abbiamo saputo e non abbiamo creduto con la nostra dimensione umana. La famiglia Breziano da qualche tempo aveva lasciato la Romania, il paese d'origine, per stabilirsi in Germania, dove aveva trovato lavoro e una nuova residenza come riscatto per una vita migliore. Dalla Germania era partita per una vacanza in Italia e martedì tornava sul bus da una gita a Venezia. Tra mercoledì e giovedì i funerali nel paese d'origine. In Romania, la dolore, sono sicuro che non solo la famiglia, sono sicuro che c'è la comunità della città di Câmpul Mușel, cui sarà vicino alla dolore della famiglia. Martedì 10 alle 8 del mattino la partenza da Mestre per la cremazione a Spinea degli altri 5 feretri ucraini, con l'urna con le ceneri a disposizione dei familiari dal giorno dopo. Entro giovedì 12 la partenza di tutti gli altri feretri per l'ultimo viaggio di addio in patria. Un dolore enorme che di giorno in giorno sta creando, come dire, ulteriore dolore, perché vedere queste bare che sono partite significa che non c'è più nulla da fare. A farsi carico anche economico dei rimpatri delle salme e cremazioni il Comune di Venezia, un grande gesto di pietà umana, così oggi il console romeno.